Siamo in diretta, sì, buon pomeriggio su Unica Radio. Oggi vedete è venuto a trovarci Michele Pipia per parlarci di un festival molto interessante che inizierà domani, 27 ottobre a Cagliari fino all'11 novembre. Parliamo del Sardinia Queer Short Film Festival e anche di Uno Sguardo Normale Expo. Sono due festival che si incontrano, uno è un festival internazionale, un altro invece è un festival che c'è in Sardegna da 6 edizioni, se non sbaglio. Michele, tu sei una delle menti poi dell'ARC di Cagliari. Anche delle braccia. Una delle braccia, però... in questo caso servono sempre più braccia che menti. Appunto, raccontaci, innanzitutto benvenuto da noi, Grazie. prima di tutto, e poi raccontaci che cosa è stato unire Uno Sguardo Normale Expo con il Queer Festival. Allora, 15 anni fa abbiamo messo su una rassegna, era una rassegna che tra l'altro è nata proprio in ambito universitario, tramite Universitarc, e tra l'altro nel Teatro Nanillove, dove quest'anno torneremo con molta felicità, perché è una bellissima location per il festival, e poi appunto perché ci ha visto fare le prime proiezioni lì dentro. Ed è nato come rassegna proprio dedicato ai temi dei film LGBT. Perché c'era... Spieghiamo un po'... Esattamente, LGBT, la sigla sta per lesbiche, gay, bisex e transessuali. Quindi Anche queer. Anche queer, sì. Sì. Negli anni poi si è Sì. aggiunta anche la Q. E appunto poi la Q si ricollega alla nascita dell'altra parte, la seconda parte del festival. E dicevamo, nel cinema non circuitava nessun film. Forse il primo è stato Maurice 30 anni fa, che tra l'altro riproporremo quest'anno proprio perché ricadono i 30 anni dall'uscita nei cinema. Non trovavi da nessuna parte Dei film a tema, andavi a Nuovo Odeon, fondamentalmente. non trovavi, Ok. andavi all'Alfieri, non lo trovavi, andavi a Nuovo Olimpia, non lo trovavi. Quindi si è deciso... Ma perché questo? Perché negli anni ci sono sempre stati film che, se non erano Il Vizietto, se non erano Renato Pozzetto che faceva la macchietta, non era possibile parlare e vedere Tognazzi. Ugo Tognazzi, esattamente, personaggi di questo tipo. Quindi si faceva questa rassegna proprio per proporre ad una comunità piccola a suo tempo dei film a tematica. Poi pian piano la rassegna ha preso vita, sono cresciute fortunatamente le produzioni anche nazionali che parlavano di queste tematiche. Negli anni è stato difficile trovare film e pellicole. Pian piano poi il festival è cresciuto. Ma è stato difficile perché non c'era produzione sufficiente oppure perché Esattamente, non era c'era- raro trovare chi li distribuisse? Adesso trovare Modern Family, cambi canale, lo trovi su Ok. qualunque piattaforma. 15 anni fa non trovavi nulla, anzi era difficile anche riuscire a farti mandare delle produzioni, perché poi 15 anni fa anche l'aspetto tecnologico, email, WhatsApp, contatti più veloci con le case di distribuzione erano più difficili. Pian piano fortunatamente poi questi rapporti negli anni si sono rassodati con le distribuzioni, con le produzioni, e quindi abbiamo portato avanti il festival. 6 anni fa invece abbiamo deciso di aggiungere quella che era la parte del queer. Abbiamo detto sì, ok, fortunatamente le produzioni dei lungometraggi stanno aumentando, ma sui cortometraggi cosa si fa? Allora è venuta fuori l'idea, ma perché non facciamo un festival dedicato ai cortometraggi? E pian piano, il primo anno sono stati 35 cortometraggi che si sono iscritti, siamo arrivati sino ai 160 dell'anno scorso, quest'anno c'è stato... 150 quest'anno? Sì, Quanti sono? esatto, no, quest'anno sono stati qualcuno... Una piccola flessione. Sì, c'è stata una piccola flessione, ma perché è stato anticipato il periodo del festival, quindi con 2 mesi di estate, di ferie, è un po' difficile che la gente ti segua. Ovviamente se ne vanno al mare anche quelli che fanno i cortometraggi, non solo noi, anzi no, noi eravamo in sede a vedere i cortometraggi che arrivavano in agosto, che è una cosa bellissima, insomma, grazie Presidente. Così è decisivo. E quindi dicevamo, abbiamo detto, ma perché non proviamo? E allora un'idea è stata quella di mettere comunque montepremi, che sui festival del cortometraggi in Europa è quello più alto, cioè 2000, ad oggi siamo arrivati a 3.000 euro. 2.000 euro vengono dati dalla giuria di qualità, che quest'anno è composta da Fabio Mollo, da Emanuele Casto, da Luisa Cuzzu, da Massimo Milani
E da Fabio Moro l'abbiamo detto. Fabio Canino l'abbiamo detto. No, Fabio Canino saranno degli ospiti. Gioacco Speletta, che è esattamente il direttore artistico del festival più vecchio che c'è in Spagna, che è quello di Barcellona, il Fire. Quindi questi saranno i giudici che decideranno i 2000 euro che verrà dato al cortometraggio. Cortometraggi che arrivano dal Canada, dall'Australia, dalla Russia all'Argentina. L'anno scorso sono arrivati addirittura dal Marocco e dall'Iraq. Come avete lavorato per fare in modo che poi si diffondesse la notizia, Sì. appunto si potesse Arrivare in tutto il mondo. Sì, non è semplice. Pian piano, fortunatamente, negli anni abbiamo messo su un database di vari nominativi, di vari email di produzioni, che quindi se non producono quest'anno, producono tra 2 anni. In più ci siamo iscritti su delle piattaforme dove si poteva iscrivere il regista che voleva mettere il proprio cortometraggio, e fortunatamente le notizie girano e si è arrivati appunto ad avere 21 nazioni rappresentate. Quest'anno la selezione è ricaduta su 29 cortometraggi, interessanti alcuni meno interessanti dal punto di vista qualitativo, ma dal punto di vista del messaggio sono importanti da far vedere al pubblico, e quindi si è scelto di darli. Quindi abbiamo deciso di aggiungere quella parte di queer 6 anni fa con questo cortometraggio. 500 euro verranno dati invece dal pubblico. Il pubblico che domani, quindi venerdì e sabato all'Eniloi a partire dalle ore 20. Sì, intanto specifichiamo che la rassegna si svolge proprio qui al Magistero. Noi siamo al Magistero in questo momento, proprio qua giù al Teatro Nanniloi. Sì, si sale molto comodo arrivarci da via Trentino. Esattamente, c'è parcheggio fortunatamente, quindi, sì. Perché molti dicono ma perché salvate in centro? Quindi arrivate da via Trentino e lì è comodissimo arrivare al Teatro Nanniloi. L'ingresso è libero? L'ingresso è gratuito con la tessera Affice, che è la Federazione Italiana Circuiti del Cinema, che dà la possibilità di poter vedere tutti i film, tutte le proiezioni e le attività che facciamo durante l'anno gratuitamente. Sì, apro una piccola parentesi prima di lasciarti continuare, in modo che poi chi ci ascolti in questo momento possa farsi un quadro anche più generale rispetto a cosa c'è anche dietro appunto questi festival. Sì. Tu sei l'organizzatore del Pride, uno degli organizzatori del Pride. Sempre con l'associazione. Da quanti anni organizzate il Pride? Il Pride è lo stesso da 6 anni, perché 6 anni fa non avevamo niente da fare, così abbiamo detto facciamo il Pride, ma sì, facciamo anche un festival del cinema, ma sì, facciamo anche altre serie di iniziative. 6 anni fa, anziché andarcene in vacanza, avevamo idee strane per la testa. Sempre in vacanza si lavora sempre. Esattamente, okay. e quindi si è deciso di portare avanti il Pride. Sono delle manifestazioni che, non avendo degli grossi sponsor alle spalle, anzi sono il Pride è cresciuto tanto. Il Pride è cresciuto tanto, con 25.000 persone 2 anni fa su Cagliari, che è stato il primo Pride in Italia come partecipazione se riportato alla popolazione della regione. Milano, Roma fanno 100.000 persone, però ovviamente su una popolazione di 6-7 milioni. Sono grandi numeri. Cagliari 25.000, in proporzione siamo stati il primo Pride, e questo è un com'è cambiata la nostra città dopo che appunto il Pride si è inserito pian piano adesso è diventata una manifestazione molto attesa, ma tra l'altro direi all'inizio c'era una certa stortura, si storceva il naso, sì. Diceva ma cosa vorranno fare? Perché c'è sempre tutto ciò che non appartiene al nostro concetto di normalità, sì, viene sempre a cozzare poi con le nostre sovrastrutture, esatto, già ben definite. Sì. Oggi invece il Pride è una manifestazione, come dicevi, molto attesa, ma tra l'altro che incuriosisce sempre più persone e richiama tantissime persone. Sì. Io ho tante amiche che non vedono l'ora di andarci con i loro figli, per esempio. Esatto. Quindi com'è cambiata la città? Come è cambiata la città? Faccio un esempio di un episodio che c'è stato quest'anno a Sassari. Quest'anno il Pride è stata a Sassari, occasione per festeggiare i 25 anni del MOS, che è l'altra associazione che in Sardegna si occupa di diritti degli omosessuali. C'è anche Unica LGBT che fanno parte del coordinamento del Sardegna Pride. Quest'anno si è fatta a Sassari proprio per questa ricorrenza di 25 anni. Durante la manifestazione c'è un ragazzo che stava camminando, un signore lo prende per il braccio e dice ma quindi tu sei normale? E questo ragazzo dice avevo paura che mi volesse picchiare. Questo signore gli fa ma quindi tu sei normale? E gli fa sì, sono normale. Torniamo a quel concetto di normalità. Esatto, ecco, il fatto di vedere in una città quest'anno come Sassari, che è la prima volta che lo ospita, ti trovavi in queste situazioni.
2 anni fa, fortunatamente anche durante il blocco stradale, diciamo che non c'è stata molta... Mi pare che anche le istituzioni siano state Sì, molto attente. sì. Devo dire risposto che molto 2 anni bene. fa, questo lo racconto sempre quando magari ci troviamo con altri organizzatori dei Pride in giro per l'Italia. 2 anni fa la riunione, la conferenza di servizi con CTM, Comuni di Cagliari, Vigili Urbani, eccetera, eccetera, è durata 6 minuti, proprio 6 minuti di orologio. Noi abbiamo presentato il programma della manifestazione con il percorso, il CTM ha detto sì, ok, possiamo spostare questa linea qui, questa linea lì, eccetera, eccetera, il Vigili Urbani ha detto per noi non c'è nessun problema, finita in 6 minuti. Questo perché appunto c'è la volontà e si è capito anche da parte delle istituzioni che una manifestazione che ti riempie i bed and breakfast, ti riempie gli alberghi, perché comunque ci sono delle persone che vengono in Sardegna per il Pride, oppure comunque arrivano da altre città, Nuoro, Oristano, Sassari, Olbia, eccetera, eccetera, è anche un motivo economico. Le aziende che si trovavano lungo il percorso dell'ultimo Pride a Cagliari hanno avuto un beneficio economico. Importante, però voglio capire anche, oggi in realtà il Pride rispetto alle grandi evoluzioni che si sono fatte sotto il campo dei diritti civili e ancora si stanno raggiungendo, non è più diciamo quella manifestazione che deve urlare, non urla più come prima, è diventata più diciamo un momento all'interno del quale ci si incontra per continuare. Sì, continuare. Quando è nata per un momento di scontro. Molte persone dicono è una carnevalata, ma perché ci sono quelli vestiti da Ho drag queen, sentito, eccetera, io poi, a eccetera. me capita di leggere tanti articoli, anche I tanti commenti sotto. su Facebook, io li guardo per ovvi motivi. Poi Dopo ci i sono negri particolarmente... extracomunitari ci sono i froci che fanno i Pride, nei commenti preferiti della gente che legge i giornali online. Sì, però appunto, come vi ponete sotto questo punto di vista? Nel senso, oggi, come dicevo, è una manifestazione per continuare a diciamo, perseguire degli obiettivi. Però il fatto che appunto venga chiamata carnevalata, fondamentalmente... Non c'è nulla di male, perché non penso che le persone che vanno alla manifestazione di carnevale siano persone cattive o cioè, nel senso, va bene, cioè, nel senso, se vai ai carnevali di Rio non è Scusa che... se rido, ma No, certo, cioè, però... a momenti è talmente paradossale. Però il carnevale è bello, ci si va, ci si diverte come ci si diverte al Pride. Forse la gente lo vede come una carnevalata perché non vede i minatori col caschetto che lo sbattono per terra o comunque non ci sono spaccamenti di vetrine, al massimo lancio di coriandoli. Come dicevi tu prima, ci sono tantissime famiglie che vanno lì con i propri figli. E nell'ultima edizione di Cagliari c'era una quantità innumerevole di bambini, di famiglie con le carrozzine. Sembrava di essere una festa di baby parking dove è andato filato tutto liscio. Sai che è una cosa che mi ha sorpreso, Sì. perché l'ho notata. Mi chiedo anzi, cioè, quasi perché accada questo, perché è una cosa... Perché la gente si è resa conto che al di là di quello che può essere il giudizio della carnevalata, è un momento di festa, dove tu non stai andando a mettere in pericolo la vecchietta perché stai andando a spaccare la vetrina per rivendicare un tuo diritto, ma lo stai andando a dire col sorriso. Sai cosa ti dico, È caro vero. Ministro? Noi vogliamo la legge contro l'omofobia. Siamo 25 anni che la stiamo chiedendo. C'è un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che aveva fatto una proposta di legge e questa proposta di legge dove è finita? Che era la proposta di legge Scalfarotto, si doveva inasprire la legge Mancino, non si è fatta, quindi c'è ancora motivo di scendere in piazza con il Pride. Ah, ma avete avuto le unioni civili? Sì, le unioni civili, ragazzi, sono stati il contentino lanciato così e l'osso al cane per tenere un pochino calmo, cercare di recuperare qualche voto elettoralmente. Però siamo l'ultima nazione in Italia, ci ha sorpassato anche la Grecia che ha istituito i matrimoni, Europa, esattamente. E siamo l'ultima nazione in Europa che non ha i matrimoni egualitari come ce li hanno le altre nazioni. Quindi anche attraverso il cinema, noi vogliamo, perché non è un discorso tanto sul Pride, c'è l'Aquiresima, c'è le lesbiche che si raccontano, ci sono tante iniziative che Arche porta avanti anche con altre associazioni, non soltanto che si occupano dei diritti civili, per continuare a rivendicare le battaglie che si portano avanti da 40 anni a questa parte. Infatti tant'è che all'interno del festival quest'anno avremo una mostra di Giovanni Rodella che racconta i 40 anni del movimento
LGBT in Italia. Giovedì 2 novembre. Esattamente, giovedì 2 novembre che sarà la prima giornata, quindi 2 giornate di maratona oggi e domani perché il pubblico possa scegliere quelli che sono i 5 finalisti. Poi il 2, 3, 4 e il 9, 10 e 11 Che sono, sì, perché quest'anno Esattamente. ci si divide in 3 weekend. Esattamente, si divide in 3 weekend per agevolare la partecipazione durante il weekend del pubblico, perché durante la settimana magari o c'è la nazionale o c'è Dynasty, che stiamo dando nuovamente Dynasty Davvero? su Netflix, esattamente, sono 9 puntate, magari qualcuno preferisce rimanere a casa. Dal giovedì c'è più propensione ad uscire, quindi speriamo che il pubblico venga numeroso come gli anni scorsi. Sono stati anni sinceramente molto belli perché anche gli ospiti che venivano da fuori vedevano una sala bella piena e detto dal direttore del festival più importante in Italia, che è quello di Torino, dire ma guardate che voi fate comunque dei numeri che noi a Torino, pur essendoci 30 anni, spesso non facciamo. È un motivo d'orgoglio perché evidentemente lavoriamo e proponiamo un prodotto interessante per il pubblico. Immagino ci sia tanto lavoro dietro. Sì, tanto lavoro dietro, che salutiamo poi- sempre il Presidente che ci frusta. Infatti, vogliamo Per- salutare Carlo De ricordare Iana, qualcuno. Presidente, e tutto il gruppo cinema dell'Associazione ARC che porta avanti principalmente questo evento con ovviamente la collaborazione di tutte le amiche e gli amici dell'Associazione ARC che, come dicevamo, facciamo la selezione dei cortometraggi, andiamo a selezionare i lungometraggi, si prepara tutte le grafiche, si prepara tutte le iniziative e poi si prepara un calendario che proponiamo al pubblico, che quest'anno tra l'altro vedrà anche diversi ospiti. Dove si interessanti. può consultare il programma e tenersi aggiornati? Allora, rispetto sul sito associazionearc.eu oppure sul sito USN Expo con la X.it si può trovare anche sulla pagina Facebook Arc Cagliari, si può trovare il programma delle giornate del festival, che come dicevo avranno numerosi ospiti quest'anno. Sì, qualcuno l'abbiamo già svelato? Sì, a parte la giuria, Sì. Fabio Canino, appunto. Fabio Canino, esattamente, che verrà a presentare Rainbow Republic, che è un libro che è uscito l'anno scorso, che però sta ancora portando in giro nelle varie presentazioni, che racconta la Grecia. Lo prendo un po' come esempio, ma si riferisce ovviamente anche all'Italia. Dice la Grecia, nel momento della catastrofe economica, se si trasformasse in una repubblica dove sono tutti omosessuali, cosa succederebbe? E quindi Fabio verrà a presentare il 3 questa iniziativa, poi verrà Sebastiano Riso a presentare il film Una famiglia, tra l'altro Sebastiano Riso era in concorso a Venezia il mese scorso, quindi siamo felicissimi che tra l'altro ha deciso di allungare i suoi giorni di permanenza in Sardegna perché si vuole vedere Davvero? tutto il festival, esattamente, bello. quindi andrà via la domenica perché vuole rimanere con noi, perché siamo stati tra i primi festival ad aver invitato col precedente film e si è affezionato a noi e noi ci siamo affezionati a lui. Poi Immanuel Casto. Immanuel Casto, esattamente. Avremo Daria Colla che è giornalista del Fatto Quotidiano, blogger, insegnante, ha scritto un libro sul gender, La stesura definitiva, che è uno degli spauracchi. Aiuto, parte via i bambini, è arrivato il gender. E quindi ci racconterà in maniera seria di questo fenomeno del gender. Poi, appunto, abbiamo detto avremo una mostra. Sì, poi c'è Massimo Milani, non l'abbiamo nominato. Massimo Milani, l'abbiamo esattamente nominato membro di prima. giuria, che è stato tra l'altro uno dei fondatori della CG in Italia, sarà membro di giuria, ci racconterà anche quello che è stato il movimento in questi 40 anni, tra l'altro da un'isola cugina che è la Sicilia, perché abita a Palermo, nel quartiere di Ballarò 30 anni fa, andò ad aprire il circolo e dice, ne sono successe di tante. Cavolo, è molto interessante, sarà un momento sicuramente molto Sì. interessante. Grazie a chi riuscite a organizzare questa... Come abbiamo detto, Questo evento. le braccia, oltre Sì. che elementi dell'associazione. E tra l'altro per questo No, ma faremo, dico- faremo il 31 un aperitivo nella nostra sede in via Falzarico 35, invitiamo tutti a partecipare perché sarà un aperitivo di autofinanziamento per Ricordiamo le iniziative. quando? Sarà il 31 a partire dalle 18:30 nella sede di via Falzarico 35, la nuova sede Ok. dell'associazione ARC. Quindi potete bere, mangiare e finanziare il festival, che ci fa tanto piacere. Grazie al contributo del Comune di Cagliari, grazie al contributo dell'ERSU, grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, siamo in attesa di sapere, speriamo che vada tutto bene anche quello della Regione, che è come sempre un pochino in ritardo, però speriamo
speriamo che arrivi il loro contributo, perché le spese non sono poche, anche se c'è da dire che noi riusciamo anche con il baratto spesso a fare le cose con Si sta un po' l'associazione. tornando Sì, esattamente. al baratto. Il nostro obiettivo non è quello di sperperare i soldi, ma di fare dei prodotti di qualità, e riusciamo sinceramente a farlo non per modestia, ma a farlo anche con cifre non elevate. Avete coinvolto anche tanti studenti? Sì, In che abbiamo modo coinvolto avete tanti lavorato? studenti, già dall'anno scorso abbiamo fatto il premio Eureka. Il premio Eureka, Eureka è l'associazione che riunisce gli studenti medi in Italia, e anche su Cagliari si è fatto un lavoro perché loro hanno avuto la possibilità di poter dare un premio di 300 euro ad un film che dei ragazzi per la scelta del titolo vincitore. Quest'anno ci auguriamo che lo stesso sia così, perché è stato molto bello vedere il dibattito. No, ma perché dal mio punto di vista la regia non è stata E come delle lavorate migliori, con i cose del ragazzi? genere. Come avete lavorato? Noi li abbiamo deportati dalle scuole, nel senso che abbiamo chiesto qual è la loro la voglia di partecipare. Hanno creato un gruppo, sono venuti l'anno scorso in Cineteca, quest'anno verranno a Nani Loi, e hanno visionato i cortometraggi che abbiamo selezionato per tematiche o di scuola o di bullismo o di tematiche giovanili. E su quello poi loro hanno fatto un grosso dibattito che è durato più di 2 ore per scegliere il vincitore. È stato molto molto bello. Quest'anno lo ripeteremo, andremo anche nelle scuole a proporre i film e i cortometraggi. In occasione dell'11 di ottobre siamo andati anche alla scuola di Nuova d'Arborea con la GEDO, che è l'associazione dei genitori e parenti degli omosessuali, a fare uno spettacolo, Is Coming Out, dove si racconta il coming out, perché era la giornata del coming out, e quindi nella scuola si è dibattuto anche in questa occasione con i ragazzi, ed è sempre molto molto stimolante. Sì, immagino, c'è anche il momento di confronto molto importante. Ci puoi raccontare magari qualche episodio che vi è capitato in particolare? Allora, nelle scuole, Con i ragazzi, nelle nella scuole scuola. c'è da dire che l'anno scorso... Perché mi chiedo, in realtà, io credo che, tornando all'episodio che tu mi raccontavi prima, che è successo a Sassari, Sì. nel fatto, sei normale. Cioè, Anche un po' grasso, però dico, secondo me, già i ragazzi vivono in un'altra dimensione, già hanno un altro modo di valutare la realtà. Sì. E di rapportarci, sì. C'è da dire che mi è successo 2 anni fa in una scuola dove i ragazzi erano molto più avanti rispetto a noi, che facciamo questa attività da anni e la portiamo da anni avanti nelle scuole. Ed è stato molto particolare, perché appunto ti aspettavi sì che ci fosse qualche momento un po' così, invece erano molto più avanti, no, ma perché è normale, eccetera, eccetera. Poi c'è stato un episodio di un ragazzo che a un certo punto ha detto: io mi voglio autodenunciare. E cosa è Autodenunciare? successo? Esattamente. Io sono omofobo, e tutti che volevano picchiarlo. Ma perché sei omofobo? Perché io, se vedo 2 ragazzi in piazza Matteotti che stanno dando un bacio, vorrei andare lì e dargli un pugno. Ho detto: però se mi fermo a ragionare e penso che quei 2 ragazzi potrebbero essere i miei compagni, che comunque io voglio bene, e non me ne frega niente di quello che fanno, io mi sento una cacca. Allora lì abbiamo affrontato con il ragazzo, perché poteva essere anche omofobia interiorizzata, cioè nel Ti senso... vedo abbastanza preso da questo Sì, momento. Ancora la vivi. perché comunque è stato un momento molto forte. Sì, è stato molto forte, perché comunque era una richiesta di aiuto, perché spesso ci sono studi scientifici che dicono che l'omosessualità non è una malattia, l'omofobia sì, perché spesso molte persone che non riescono a vivere la propria omosessualità liberamente e con tutta tranquillità della vita di ogni persona che sta sulla terra, senza nessuna differenza dagli altri, si è trovato ad autodenunciarsi. Probabilmente lì dentro stava anche dicendo: sono omosessuale, non ho il coraggio di dirlo, e quindi se vedo 2 persone molto più libere di me mi dà fastidio e ho voglia di reagire in maniera negativa. E questo è stato molto bello come episodio. È sempre vero che si odia ciò di cui si ha paura, ciò che si teme? Assolutamente, assolutamente. Nel caso dell'omosessualità molto, perché appunto quel signore che diceva sei normale, probabilmente pensava che fossero alieni, che avessero 4 zampe, gli omosessuali. No, ci sono persone stupide nel mondo
LGBT come ci sono persone stupide o intelligenti nel mondo etero. Siamo persone normali, la casistica è sempre quella, sui miliardi di persone che siamo nel Però pianeta. è strano quello che mi dici, perché quasi cioè, si ha difficoltà a dichiararsi omofobi. Oggi è molto più facile prendere coscienza di che cosa si prova realmente e poter vivere un'omosessualità in maniera... Io parlo rispetto a 30 anni fa, Sì, 30-40 anni sì, fa, dove assolutamente. cioè, avevi paura pure di sfiorare Sì, l'argomento. sì. Io sono poi un pasoliniano in maniera, cioè, fino al midollo, però lui ha vissuto sempre l'omosessualità malissimo, tant'è che aveva dei sensi di colpa infiniti, non riusciva a perdonarselo quasi, perché viveva in un contesto nel quale era impossibile, Sì, insomma, sì. Ci parliamo sono di 60 anni fa, le però generazioni un po' più adulte tornando rispetto. agli anni 80 Sì, sì. ancora No, c'era anche gli un anni tabù 90, totale. anche gli anni 90 perché avevi la signora Coriandolo in televisione, però Sì. l'omosessuale non usciva, non faceva le Sì, anche iniziative fino agli anni che 90 faceva c'era oggi. Platinette che Sì, ha continuato a fare diciamo stereotipare stereotipo, quel modello lì. esattamente. E, diciamo che le vecchie generazioni hanno quel senso di tristezza, come dicevi tu, o comunque di rivalsa nei confronti delle nuove generazioni perché si sono fatti un mazzo, hanno fatto tutta una serie di iniziative, si sono presi le sassate, si sono presi le bottigliate, si sono presi gli insulti e poi ovviamente oggi vedono che c'è un mondo che è andato fortunatamente molto avanti e magari le nuove generazioni non si rendono conto di tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti. Infatti, tant'è che il nostro obiettivo di presentare in chiusura del festival sempre un film, che quest'anno sarà Morisse, che abbiamo detto prima, è quello di far vedere com'era 30 anni fa l'omosessualità, come veniva vista l'omosessualità, quindi metterla in raffronto rispetto a magari a un film The Danish Girl che vediamo oggi. 30 anni fa vedere il film sulla prima donna transessuale certificata, dichiarata, riconosciuta era praticamente impossibile. Oggi invece è molto più facile. Quindi le vecchie generazioni hanno sì questo senso un po' di voglia di un riconoscimento che è giusto dargli perché comunque se non ci fossero stati Ma poi loro che con i 40 anni fa social, in realtà i social hanno permesso tantissimo, secondo il mio punto di vista. sì, hanno permesso tantissimo anche se di polarizzare un po' le due posizioni, soprattutto quella da parte degli omofobi con la scusa che è un diritto di opinione Ho capito. ha permesso loro di venire anche molto più allo scoperto, ma perché per me è un diritto di opinione dire che gli omosessuali sono sbagliati. No, per te è opinione dire facciano o no quello che vogliono, ma dire che sono sbagliati no, questo non è più Cagliari opinione. come risponde sotto questo punto di vista? Cioè, Cagliari- avete avuto modo di dover affrontare delle situazioni Sì, spiacevoli? sì, Sì? l'anno scorso durante le Lesbi che si raccontano, la visita di Casa Pound e la visita degli amici di noi con Salvini. E quest'anno è tornata nuovamente a Casa Pound perché diceva che all'interno della manifestazione Lesbi che si raccontano, all'interno di un laboratorio per i bambini, si facevano diventare bambini transessuali, secondo loro, e che per di più questo era finanziato con soldi pubblici dell'ERSU. Peccato che poi Ma siete riusciti a creare un dialogo? sì, siamo riusciti a creare un dialogo, c'è stato prima uno scontro, perché comunque quando Ok. arrivano delle persone che in maniera molto arrogante vengono in casa tua e pretendono di importi un loro pensiero senza nemmeno un confronto, senza nemmeno poterti Ricordo dire... che noi siamo disponibili al confronto, chiaramente, a aprire Sì, i ma anche canali loro di hanno avuto il dialogo. confronto, poi si sono resi conto che dopo 5 minuti che erano lì dentro a vedere il laboratorio si sono annoiati perché i bambini erano a terra e stavano disegnando. Non c'era nessun travestitismo, non stavano diventando trans, non c'era nessun laboratorio, che probabilmente la storia ci ricorda invece che veniva fatto da altre persone, non dai transessuali, per far diventare altri bambini transessuali. C'è Diciamo- però la tendenza a pensare che se porto mio figlio al Gay Pride, gli sto mettendo in testa un'altra possibilità e quindi gli dico scegli di diventare gay. Passa un po' questo... Sì, passa. Diciamo che... Cioè, la paura è... Io ho raccolto tante impressioni, ci sono tante Sì. persone che la pensano Sì, proprio sì, sì, così. sì. Forse perché non sono stati ad un Pride, Mm. o forse perché 25.000 persone che sono venute al Pride, di cui
il 60% erano eterosessuali. Con molta tranquillità lo possiamo dire. Il 60% di quelli che venivano al Pride sono eterosessuali, si divertono, tornano a casa e continuano ad essere eterosessuali, questo lo vogliamo dire, ed è molto divertente perché non si diventa omosessuali con il contagio, e tantomeno si guarisce dall'omosessualità. La si può vivere in maniera più libera, meno libera, se la può vivere in maniera più tranquilla e rilassata, invece molti hanno ancora delle difficoltà. Nelle scuole ci arrivano segnalazioni di bisticci, di discussioni, di casi di compagni che vanno a bullizzare il ragazzo omosessuale, e quindi per questo noi facciamo sempre iniziative nelle scuole, con i festival e con gli altri eventi che portiamo avanti. Direi che è stato importante che tu sia venuto a trovarci. Ti invitiamo a tornare quando avrai bisogno di comunicarci qualcosa, di continuare a parlare anche di queste tematiche o anche di altre belle iniziative che vengono organizzate proprio appunto con questo sfondo. Ricordo Uno Sguardo Normale Expo Sardinia Queer Short Film Festival a partire da domani, via Trentino, Teatro Nanni Loi, quindi dal 27 ottobre. Proseguirà per i prossimi 2 weekend, quindi sono 3 weekend, compreso quello che sta arrivando. Ringrazio Michele Pipia. Grazie a voi. Appunto, grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo. Noi vi invitiamo a continuare a seguirci perché questo pomeriggio avremo altri ospiti, andremo a parlare di altre importanti iniziative, quindi a breve ci ricollegheremo in diretta qui su Unica Radio. Grazie Michele, grazie a voi, la mano. E ci vediamo poco più giù a sinistra. Ciao, ci vediamo qua giù. Ciao ciao ciao. Ciao.